io per esempio potrei Allora, toccare... eccoci qua, siamo ritornati in onda. Stavo parlando con il commercialista, che è una figura molto particolare, come anche consulente del lavoro in questo momento. Sì, consulente del lavoro, ho guardato il veterinario, volevo guardare lei, perché sono in prima linea quando c'è questa riforma comunque in atto e dei provvedimenti che andranno ovviamente a gravare anche su di voi. Poi parleremo anche del discorso dell'ISEE, se vorrà accennarne e spiegarci meglio. Io vorrei tornare però su questi versamenti. Perché un 50% di tassazione? Perché c'è la presunzione che ci sia l'evasione? Cioè, spieghiamolo, perché chi è un dipendente pubblico dice vabbè, ma tanto il libero professionista non mi fa la fattura, vado dal, che so io, tizio, non me la fa, e quindi di conseguenza è giusto che paghi di più le tasse. Questa è la mentalità ricorrente. C'è anche una questione sicuramente di tipo ideologico, ma c'è anche una questione che chiamerei più tecnica, nel senso che noi professionisti siamo abituati a ragionare sul lordo per arrivare poi al netto, mentre il dipendente che vede la busta paga ragiona sul netto, ragiona su quello che percepisce e non sa per arrivare a quel netto quanto è costato. A noi addirittura, se partiamo dall'incasso di una fattura IVA compresa 122 euro ad esempio, dobbiamo versare l'IVA 22 euro, dobbiamo versare le imposte e i contributi previdenziali 50 euro, rimaniamo con i famosi 50 euro di netto, quindi per avere un netto di 50 siamo partiti da 122. Chiaramente a volte lasciamo stare le spese, cioè proprio solamente a livello di prestazione di tipo professionale, quindi supponiamo che le spese siano già state sostenute. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo sia garantire il pagamento delle imposte e sicuramente non possiamo negare che a volte ci siano delle evasioni, ma sicuramente in molti casi questa evasione non c'è, lo possiamo vedere perché c'è l'interesse della controparte a avere la fatturazione, oltre al fatto che ormai anche gli studi di settore che accennava lei sono abbastanza raffinati e quindi riescono a identificare in maniera precisa le eventuali sacche di evasione. Con lo studio di settore teoricamente è un po' difficile sgarrare, o sbaglio, sì, allo stato attuale è abbastanza difficile, nel senso che sono stati ormai dopo più di un decennio di applicazione sono stati calibrati a sufficienza. La problematica può essere nel momento in cui un contribuente, un professionista nel nostro caso, può avere delle problematiche che lo hanno portato a non incassare, anche per il fatto stesso che, come diceva il collega dal canale, la emissione della fattura normalmente avviene al momento dell'incasso. Ecco, noi a volte abbiamo trovato un po' di difficoltà nell'ascoltarci nelle giustificazioni, perché qualche volta le giustificazioni sono palesi, una malattia, una strada di fronte al proprio ufficio che viene chiusa, che impediscono di raggiungere il fatturato atteso. Tornando al nuovo regime, il nuovo regime non prevede l'applicazione degli studi di settore per i neoiscritti, però è un problema relativo perché con un fatturato, come dicevo prima, da 15 a 40 mila euro, si capisce che sostenute un po' di spese, il livello di sussistenza difficilmente viene raggiunto e quindi, come diceva sempre il collega, sono i genitori che devono intervenire a sostenere i liberi professionisti o in generale coloro che aprono una partita IVA nei primi anni di attività. A me sono arrivate notizie di persone che ci hanno scritto comunque con dati relativi anche ad altri, che i giovani arrivano ad avere netto, se no, 450-500 euro al mese. Giovani liberi professionisti che lavorano da qualche anno, a chi va bene. È vero questo? Può essere? Sì, è assolutamente sono vero. Cifre da paura, dai, come dice, non li mantiene. È assolutamente vero, lo vediamo anche nei nostri clienti che magari sono costretti ad aprire la partita IVA per accedere a un determinato lavoro, ma che una volta pagate le imposte e i contributi previdenziali si ritrovano con le cifre che diceva lei. Una piccola apertura dal punto di vista dei minimi previdenziali da pagare c'è stata e su questo le nostre casse di previdenza, che sono sempre state lungimiranti, sono state le prime che hanno cercato di favorire coloro che aprivano la partita IVA, non facendo loro pagare il minimo di contribuzione che comunque è dovuto, perché altrimenti
chi apre una partita IVA come artigiano o commerciante è tenuto a pagare dei contributi fissi di oltre 3.000 euro, indipendentemente dal reddito che produce o che produceva, diciamo, visto che ci sono le modifiche da quest'anno, anche se fosse in perdita. Sì, e quindi questo è una tassazione che chiaramente diventa pesantissima per chi ha aperto la partita. Assolutamente. Da questo punto di vista c'è il rischio, lo chiedo, non so chi di voi vuole rispondermi, che si confluisca di nuovo anche per voi in una cassa unica, ovvero nell'INPS? Diciamo che all'INPS le nostre casse farebbero gola, perché effettivamente... Infatti, no, perché ho sentito sì, voci di corridoio. Sì. Che... Tanto è vero che le professioni non ordinistiche gravitano già nell'INPS. Ovviamente noi ci teniamo alle nostre casse, indubbiamente ci teniamo, anche perché con la riforma Fornero dobbiamo dare delle garanzie che vanno oltre i 50 anni, quindi sono casse, e questo ovviamente ha portato a un innalzamento della contribuzione che noi versiamo, quindi i giovani sono ancora più penalizzati, però effettivamente mai, secondo me, le nostre casse stanno funzionando, a parte qualcuna che ha qualche sofferenza, come diceva il collega prima, in effetti qualche cassa è andata in sofferenza perché i professionisti si trovano a non avere i soldi per versarli alla cassa. Ovviamente sono intervenuti con dilazione alto, però la crisi ci ha portato a questo, cioè mi piace vedere la crisi in due momenti, cioè la crisi che ha tolto del lavoro, soprattutto nelle professioni tecniche, ma c'è un'altra crisi che è già stata detta, che è il mancato pagamento. Assolutamente. Però anche noi abbiamo i dipendenti a pagare, anche noi abbiamo degli oneri da versare e molte volte noi le tasse, il commercialista non l'ha puntualizzato, noi le versiamo in anticipo. Tanto è vero che a fine anno siamo quasi sempre a credito d'imposta. Ma è mandato l'anno successivo, che poi è una catena in modo che sempre siete là a rincorrere. Noi siamo sempre a credito, perché ovviamente diciamo che ormai il professionista deve comunque fatturare. Quando noi lavoriamo per le aziende è evidente, ormai la storia del nero dei professionisti può esistere in qualche piccola parte, non certo nelle nostre professioni, perché noi dobbiamo assolutamente. Chiedo a lei, perché lei poi rappresenta anche la questione tecnica, sappiamo che molti artigiani, per esempio liberi professionisti oppure comunque figure più tecniche, in passato hanno versato anche pochi contributi, per cui si trovano magari adesso in pensione con delle pensioni veramente osso, minime, che meno non si potrebbe, e molti hanno imputato la colpa a loro stessi, potevi versare di più. È vero questo? Cioè, dov'è il problema? Sì, per quel che riguarda gli artigiani è vero anche per alcune case di liberi professionisti, perché le case di liberi professionisti raccogliono, i periti industriali l'hanno avuta solo dopo il 96, la possibilità di avere una cassa di previdenza. Anche qui lo Stato, dico, perché abbiamo aspettato tanto? Perché ci hanno concesso soltanto nel 96 la possibilità di darci la possibilità di avere una cassa nostra, perché eravamo un po' qua, un po' là. Allora, è vero che è così. D'altronde quelli che non avendo potuto versare, ora chi è della mia età ha potuto soltanto contabilizzare dal 96 fino a quando è andato in pensione la propria pensione sul montante che hanno versato, perché le nostre casse quasi tutte, e se quelle che non lo sono si stanno adeguando in funzione di quello che versano, come è giusto sia. Sì, cioè, esatto, in funzione però... di quello versi percepisce una pensione. E questo è il primo punto. Poi andiamo a vedere come viene erogata la pensione. E quali sono le percentuali? Allora, fino a poco tempo fa, sul montante rivalutato di anno in anno, come quasi tutte le case ce l'hanno, la pensione veniva calcolata in funzione di un reddito del 5,166 in percentuale. Ora noi dobbiamo seguire quello che ha detto l'ISP e questa percentuale si è abbassata. Tant'è che le casse dei liberi professionisti hanno accumulato e non lo possono toccare una quantità notevolissima di danari
che poi lo Stato, pur sapendolo, o meno le amministrazioni, cosa hanno detto? Se voi versate, comperate quelle cose lì, noi vi benediciamo, vi prendiamo un po' meno nella tassazione. Fa un po' a dire la verità, fa un po' inquieta. Talvolta avviene che sulla pelle c'è quella cosa che si alza, si dice pelle d'oca, e la voglia veramente di esplodere. Infatti. Perché prima o poi succederà, perché non si può andare in Europa e presentare i denari accumulati dalle casse come un bene che è di tutti, no? È delle casse. Delle casse di previdenza dei liberi professionisti. Ne siete convinti? È un po' come la tesoreria unica dello Stato per i comuni, secondo me, no? Dobbiamo Abbiamo i soldi a Roma in tesoreria unica, ma dobbiamo esserne convinti. Noi alle casse le stiamo difendendo fortemente, anche rispondendo a tutte le chiamate, tipo garantire la cassa per 50 anni. Prima ce l'hanno chiesto per 30, poi è diventato 50, un impegno notevole. Cosa vuol dire garantire la cassa? Ci sono dei calcoli, magari qui attuariali, che danno garanzia che la Cassa possa rispondere pagando le pensioni, in parole povere, per i prossimi 50 anni. Ed è uno sforzo notevole garantire questo. Non dà queste garanzie. Non lo so, non ci provo. Mi piaceva un momento tornare, parlando di casse, sul problema dei giovani, no? Il giovane libero professionista che si laurea, esce, il primo atto che deve fare è iscriversi all'albo per poter lavorare. Deve pagare la quota di iscrizione, che di solito non è elevatissima, ma comincia a entrare nel sistema, come abbiamo detto, della cassa, che per molte casse all'inizio è un pagamento ridotto, ma poi deve cominciare a mostrarsi al mercato del lavoro, in un mercato del lavoro dove la crisi ha pestato fortemente. Ci sono categorie o professioni per le quali la parola crisi non esiste. Pensiamo ai notai. Oggi con le problematiche... No, stanno tanto bene adesso i no, notai, sto dicendo, era una categoria che veniva indicata come il massimo, oggi è in crisi. Ma vi parlo della mia, parlo dei veterinari. Quando c'è un periodo di crisi come questo, volevo fare un passetto indietro. Veterinario per i più significa colui che cura l'animale. Il veterinario cura l'animale, e lo fa nel momento in cui nel suo studio ambulatorio cura il nostro cane e il nostro gatto, ma cura anche l'animale da reddito, cioè la mucca, il suino, il pollo, che ci garantisce un alimento sano. Perché questo è il lavoro del veterinario, garantire un alimento sano sulle nostre tavole. Quindi lo fa certificando i prodotti dell'industria alimentare. Quindi abbiamo identificato la figura del veterinario per animali d'affezione, la figura del veterinario per animali da reddito, colui che certifica gli alimenti, colui che controlla la salubrità dell'alimento, eccetera, eccetera. Una crisi economica come quella in atto va a gravare in modo diverso in questi comparti. L'industria sappiamo che è in sofferenza a tutti i livelli, senza etichettarla come alimentare o meno, ma anche semplicemente il detenere un animale in casa in una situazione come questa si traduce in una difficoltà a curare al meglio l'animale, che non vuol dire che la gente non cura gli animali, perché vi devo garantire che nonostante la crisi le persone, quando l'animale è ammalato, lo portano dal veterinario, ma magari quella routine di prevenzione che è il vaccino piuttosto che la prevenzione per una determinata malattia vengono lasciate in disparte in funzione. Come avviene per gli umani stessi si curano di meno. Lei pensi al problema della salute della bocca, dei dentisti di oggi, che veramente molte persone non si curano perché non ce la fanno. Quindi questo ricade poi nel professionista che non riesce ad incassare e a mangiare ogni giorno, e nei suoi dipendenti che non riesce più a tenere. È veramente una catena, è un circolo. E che non sono garantiti, torniamo su questo aspetto, che non sono garantiti. Pubblicità, poi torniamo insieme.